Maggio è primavera, sorriente la natura, si scedono rumori, riedono i pastori e cantano perché è tondera. Oggi in 448 con un suppuro di progresso e un'intima elettricità, le pecore sono sbarazzate dell'affanno lanoso da statina principiante. E domani certa, il progresso viaggia e tira avanti, così si verrà. Ma c'è sempre parecchi pastori che intendono che a tondera sia festa e famiglia. Parenti e amici si ricogliono, si mangia, anche la lana si mangerebbe. Si vede, si canta e si hanno gusti, altri pensieri non sa. Con voce pagliele, capivasso, vergognose e pecore se ne riportano a pace. La lana ella è ribrata, domani si verrà a capo. Capisci? C'è due generazioni di enti. C'è l'anziana generazione, che so, ciò che chiamavano i pensuti, i patron del tempo, che allora si vedevano, traede, dicevano, oh, domani tondo tu, dopodomani tondo io, si accoglievano, facevano l'aiuta, come ti facevano l'aiuta con gli urani, come facevano l'aiuta per tutta cosa, ma l'aiuta non esiste più, ognuno dà il suo proprio affare a fare. Allora sono più contento di fare all'estera, ma che tante altre cose a fare. I giovani sono quelli che si installano e che vogliono lavorare con altri mezzi, e invece sono quelli che finalmente quelli che regrettano la tonderia di prima, sono quelli che non hanno mica saputo organizzare la rileva. Poi c'è un altro affare che è un vantaggio per il pastore, che la solana non è una vera come da sorta, la lana sorte tutta in un pezzo e si vende meglio. Dice che quando tu sei ai vorbici sorte piuttosto tutta intazzata, capisci che i vorbici sono dritti e menano in da lana e facciano i valsi cuppi che noi chiamiamo e facciano ripressiare la lana in continente. Tony Valentini, siete pastore in corti e fate partire noi dell'associazione Lana Corsa. Ma prima di io pastore, con io buona questione, a lana, delle vostre pecore, che ne fate? Bon, ciò Riberte, cioè da voi 1900, sino al 1945 per la lana c'era la soluzione dell'utilizzazione locale. La lana aiutava le famiglie a fare strabunte, a tricotare garzette e i biloni. E non bastava mica, non c'era mica abbastanza né per bende né per gita. Dopo il 1945, dunque dopo la guerra, è giunta una massa di prodotti sintetici, diciamo a parola in francese, che hanno rotto il mercato della lana. La gente ha trovato la soluzione di facilità per bestisi, strabunte fatte che materie sintetiche di noi, e la lana è firmata delle cantine. Sono giunti in città in grosso che pigliavano la lana a prezzi miseri. Il pastore aiava o regalava per un firma vergognoso, e conosco parecchi pastori non che arrugiavano, che aiutavano per un dalla, erano troppo vieri. Dopo 2 o 3 anni abbiamo deciso che si fa un po' mica ora, in città a pagare a prezzi miseri, ma ci trovano il suo conto. Allora non firmavamo anche in Francia, si andava o in Inghilterra o come questi 2 o 3 anni di giapponesi, che li pagano, ma il pastore sempre un prezzo misero, nell'ordine di l'ultimo anno, un franco e 20, un franco e 50, manco un prezzo usato con io. Dunque dopo 2 o 3 anni abbiamo pensato di scidarci appena e di formare un'associazione per difendere la nostra professione e per un più esemplare per i imbecilli. La federazione dei pastori non si occupa mica che di battone delle pecore, si occupa di noi di vendere la lana. Oggi qui vi mettono prima i bianchi e dopo i neri, proprio i pureggi, si faccio 3 lotti. E avete sicuramente inteso parlare dell'Ana Corsa. L'Ana Corsa è stata lanciata per la nostra federazione, sono tutti i pastori che hanno lanciato l'Ana Corsa, di maniera che il suo prodotto sia rivalorizzato al maximum. Questa lana qui parte triata a pallotte come veniva riferita, a bianca, a nera e a pureggia sono a riccia che tu vedi in questi bianchi e neri, tutti i pureggi,
e parte a cooperativa do sud-est pallotti così. Qua a triane un poco meglio, cacciano tutti i resci che c'è dentro, e una lana che dopo è venduta all'artigiano che facciano tutti questi bei prodotti che voi vedete, per esempio l'atelier di Tavera che andate inteso sicuramente parlare, faccia assai vestimenti in questa lana qui. Questa lana è una lana che sta anche da sua occasione, te. Io sta mescia è una mescia lunga, prima ne facevano assai tappi e mattolava, e di più in più ricercata per l'artigiano che è dei confezionari i panni, non genere di quelli che poi vedete all'atelier di Tavera. La sua principale qualità per l'artigiano è che ha differenti colori, sono tutti questi colori che sono ricercati, non è che avere in certi vesti che facciano in tutti questi atelier, quante di sono belle di peso colore. La sua principale qualità sono tutti i suoi colori. Quanta altro affare è una lana che ha ciò che chiamano ujar, ma che si presta bene, o panno rosso. Io inteso che la lana nera e corsica di roba rara, anche in altri continenti. La lana nera e la lana rigia è assai ricercata. In più la lana di Abegura Corsa è unica e per essere lavorata è una delle prime. Noi ci siamo accorti dopo tardi, gli stranieri hanno da voi un bel peso. La lana può essere utilizzata in Corsica, tutta la produzione, poi all'artigiano che hanno bisogno, non dovrebbero comprarla a store, la comprano in Alemagna a prezzi alti. E ciò che vorremmo fare in assoggio con l'artigiano, fare un'associazione, una piccola usina che impiegherebbe gente tutta l'annata, trasformare la lana, lavarla, cardarla, con una piccola fabbrica per filare la lana, che impiegherebbe qualche donna, e tutto il mondo ci troverebbe reso conto. Ci sono già parecchi umani, due stranieri e di un continente, in Parigi specialmente, che sono currenti di questa situazione e sarebbero pronti a comprare la lana pronta a essere filata, a essere... Gian Giacomo Bergola, siete artigiani di lana in Veneto. Di già 6 anni fa, i zuccarilli in prune dei cervioni hanno musi di laghi. Poi no, per chi fa? Io in lana di montone faccio le dendole e i guartogli per appena fare. È tutto ciò che si può fare qua. Ciò che faccio io. E vendita assai. Tutto ciò che faccio vendo in case degli artigiani, di Corsicana. E nel vostro scagno in Veneto gente un bene mica o gente o turisti a comprare? Giungono assai turisti d'estate e assai giovani che si interessano al lavoro da lana. Chi volete, appresso a voi, non si trova la lana, tutto un mercato o poi arriva mercato meglio? Per rimarcare meglio, ci vuole cercare a sviluppare e a far conoscere appena di più questo lavoro. Come Gian Giacomo Bergola, sono in corso con una decina artigiana che lavora nella lana. Un conto per elli è quello di voce che viene accettata qui per non giusto di lagio. La questione oggi è di sapere se, come l'ha detto Antonio Valentini, tutta la lana corsa, invece di pertenere alla cooperativa di Masamè, può firmarsi qui e sostanza bene qualche corso. La risposta, il Consiglio di amministrazione di Lana Corsa l'ha sicuramente data l'altro anno mentre lo si riunì ancora. E se questa risposta è positiva, che così sia, e per le dose non hanno più a mercato capivasse vergognose, ma fronte alte e fiere per aver assuato un ruglione, come lo ci voleva.